Allarme bomba al centro commerciale Tiziano di San Biagio di Callalta poco dopo le 12:30. Una chiamata anonima giunta ad uno dei negozi ha avvertito della presenza di un ordigno. Subito partite le procedure per l'evacuazione dei locali, di personale e clienti che si trovavano all'interno. Sul posto, i vigili del fuoco, su M118, carabinieri, polizia, nucleo cinofili ed artificieri. L'episodio è simile a quello che avvenne circa un mese fa al Vale Center di Marconne e all'outlet di Noventa di Piave. L'emergenza è rientrata poco dopo le 15. In base alle prime indagini delle forze dell'ordine ci sarebbe già una persona sospettata, un buon tempone, quasi certamente italiano, forse della zona. Che appunto minacciava l'esplosione all'interno del centro commerciale. Immediati sono stati i controlli da parte dei carabinieri, che poi hanno attivato anche le altre forze di polizia. Sono giunti sul posto 2 cani antiesplosivo appunto per verificare la fondatezza di questa minaccia. I controlli hanno dato esito negativo. Attualmente i militari della compagnia di Treviso stanno valutando la posizione di un soggetto. Sì, dobbiamo dire che in questo caso è stata la prima segnalazione che perviene dal centro Tiziano, però ovviamente ogni segnalazione deve essere affrontata con la massima serietà e quindi con tutte le cautele previste, per cui in questo senso si comprende l'invio delle 2 pattuglie carabinieri cinofili appunto per verificare la presenza o meno di esplosivi. Qualche ipotesi sulle motivazioni? Non ci sono ipotesi. Italiano, straniero? Italiano. Uomo. Ha detto qualcosa in particolare? Ha detto alcune cose in particolare, quelle poi sono fatti le attività di indagine. Basta.